Passate le euforie per la vittoria alle elezioni europee, il Partito Democratico Veneto sente possibile la conquista della regione, ma si spacca sul nome del potenziale candidato anti-Zaia in pectore, la vicentina Alessandra Moretti. Ottima scelta per i consiglieri regionali, più fredda l'accoglienza tra i parlamentari. In testa la senatrice trevigiana Laura Puppato, che alle europee 2009 ottenne quasi 60.000 preferenze con un PD al minimo storico e nel 2010 non venne candidata per un soffio alla presidenza della regione. Le primarie sono il sistema che si deve adottare per scegliere il candidato maggiormente credibile o maggiormente preferibile dalla popolazione, quindi per le regionali del Veneto dovrà essere primarie all'interno del Partito Democratico e nel campo del centro-sinistra. Le primarie del resto non spaventano l'esponente trevigiana di Area Civatiana, che non esclude una sua possibile corsa come candidata per la presidenza della regione. Freddo sulla Moretti, Michele Mognato, deputato veneziano. La Moretti, il Partito Democratico può offrire al Veneto più di una candidatura, puntualizza. Diversa l'opinione tra i consiglieri regionali. Piero Ruzzante, padovano, pur spingendo l'acceleratore sulle primarie, spiega: io vedo bene Alessandra Moretti, ma noi abbiamo già deciso di affidare la scelta agli elettori. Un ottimo candidato per il capogruppo in Consiglio regionale Lucio Tiozzo. Alessandra Moretti è stata in grado di parlare al cuore ma anche al sistema delle imprese venete e quindi credo che abbia tutte le caratteristiche per poter essere un leader importante. A fare sintesi dovrà pensarci il gruppo dirigente del partito. Nel 2015 due gli appuntamenti importanti, le regionali, le comunali a Venezia. Un lavoro intenso e tutto in salita per la segreteria del bellunese Roger De Menec, con un chiaro avvertimento. Dobbiamo evitare di farci del male, perché spesso il Partito Democratico nel Veneto ha fatto di tutto per ingarbugliare anche le situazioni più semplici.